È tornata la festa di San Rocco, la sagra dedicata all'omonimo patrono del borgo di Gorizia è partita ufficialmente ieri sera con la sua edizione numero 522, una tradizione ora a pieno regime dopo le restrizioni degli ultimi 2 anni a causa del Covid, che ha visto riproporre in pompa magna tutti gli elementi tradizionali che si tramandano dagli anni 50 dell'Ottocento, a partire dalla presenza della banda musicale, la Giuseppe Verdi di Ronchi. Presente anche la musica e la danza dei danzerini del gruppo Santa Gorizia. Presidente Vanni Feresin, partita ufficialmente la 522esima edizione della sagra in San Rocco, anche stappata la bottiglia, la tassa del vino pagata col sindaco Ziberna, che sagra sarà? Sarà una sagra lunga, speriamo che ci sia bel tempo e naturalmente la pioggia deve esserci, che ci sia durante il giorno o di notte, e abbiamo chiesto anche con Don Nicola che faccia questa grazia a San Rocco per noi, e sarà una sagra importante perché è la sagra della ripresa. L'anno scorso e l'anno prima purtroppo non è stata fatta e non è stata fatta come andava fatta, e quest'anno invece abbiamo deciso di farla con i crismi del 2019, quindi con la mostra, gli incontri sotto l'albero, 3 tombole e tutta una serie di iniziative collaterali importanti. E con una sagra che arriverà fino al 16 di agosto, giorno di San Rocco, appunto. Sì, giorno di San Rocco, con la festa, la consegna del premio Mattone su Mattone, il grande pranzo comunitario per chi volesse piacere di stare con noi. Sotto il tendone ci sono 400 posti, quindi magari farà un po' caldo, però è sempre bello pranzare insieme. Tutto naturalmente opera dei volontari del Centro per le Tradizioni. Sindaco Ziberna, riparte la sagra di San Rocco numero 522, anche la tassa del vino, che sagra sarà quest'anno? E ti pare poco? 500, noi l'abbiamo detto diverse volte in questa inaugurazione, ma 522 anni è una cosa che fa impressione. Proviamo solamente a pensare. Io rammento, un amico statunitense parlava di un edificio i primi dell'800, visitato da milioni e milioni di persone ogni anno negli Stati Uniti. Io non ero una battuta, guarda che da noi le case popolari le fanno negli edifici dell'800. Pensare perciò a un qualcosa che è iniziato 522 anni fa è una cosa davvero che si lega non soltanto naturalmente con il piacere di stare in piazza, di incontrare le persone, di sentire un po' di musica, di mangiare, ma si lega assolutamente anche con la cultura, con le tradizioni del nostro territorio. Un rammarico, sul nostro territorio municipale fino a poco tempo fa c'erano diverse sagre, questa sicuramente è sempre stata la più importante, quella storica. È un peccato che naturalmente nel corso degli anni le 1000 difficoltà che gli organizzatori devono attraversare per organizzare una sagra hanno mietuto tante vittime, e perciò un plauso davvero agli organizzatori, perché entrare in una sagra, sentire un po' di musica e mangiare un piatto sembra facile, e anzi è facile, però per assicurare questo servizio sentivo prima che i volontari sono 100 persone che con questa temperatura non proprio la più clemente si mettono a disposizione con grande spirito di servizio degli altri per offrire uno straordinario momento di aggregazione. Perciò grazie a loro, deve essere un momento di festa. Ho chiesto scusa a tutti coloro che per, tra virgolette, colpa di questo evento dormiranno forse un'ora di meno, ma accade un'unica volta all'anno, solamente per una dozzina di giorni all'anno, non finisce alle 5 di mattina, al massimo a mezzanotte, la maggior parte anche alle 22:30, perciò cerchiamo di divertirci, di non farci male, di stare in compagnia, di ballare, di sentire un po' di musica e di vedere quelle persone che ai noi dopo tanto tempo con sempre più difficoltà riusciamo a incontrare, e anche adesso, perché se andiamo in città con questo caldo fino alla tardissimo pomeriggio le persone non tornano in città. Approfittiamo perché diventi un momento, ecco, il piacere di incontrare le persone in un contesto di gioia.